questo e altri emendamenti che abbiamo presentato sono finalizzati a garantire l'impegno da parte della Regione nell'erogazione delle borse di studio a tutti le studentesse e gli studenti che risultano dalle graduatorie idonei all'ottenimento della borsa per motivi di merito e di censo. Tant'è che nell'emendamento si impegna la Regione a garantire agli atenei, in una logica di leale collaborazione e sostegno, quindi senza limitare o negare l'intervento che gli atenei e le università possono fare, e gli ESU in questo senso, le risorse necessarie appunto per pagare le borse di studio agli idonei beneficiari. Così come sarebbe opportuno che la Regione si impegnasse anche ad erogare con tempestività questi contributi. Io credo sia molto grave che la Regione non si renda disponibile a raccogliere questo impegno, perché è una questione politica molto seria. Questo DEFR è pieno di impegni rispetto ai quali non avremo mai le risorse per realizzarli. Basta leggere le linee di intervento, gli obiettivi. Non è vero che tutto quello che è scritto qua dentro verrà realizzato o che ci saranno le risorse per realizzarlo. Quello che si scrive qua dentro è un impegno politico. Poi se non ci sono le risorse o si decide un'allocazione diversa delle risorse è un altro conto. Ma ritengo molto grave, lo dico perché so di avere un parere contrario del relatore su suggerimento dell'assessore, che prima appunto sottolineava come è l'assessore che dà l'indicazione della scelta politica, quindi ritengo molto grave che l'assessore abbia dato come indicazione una contrarietà a un impegno politico della Regione del Veneto in questo senso, perché poi mi si potrà dire che non ci sono le risorse, allora discuteremo del dove trovarle, se trovarle. Ma il fatto che la Regione già in premessa si dichiari contraria a questo impegno, che peraltro, lo dico all'assessore Donazzan per il tramite della Presidenza, non è un impegno a cui la richiama la consigliera Camani, è un impegno a cui la richiama la Costituzione, dove è ben specificato che il diritto allo studio e dunque la necessità di garantire agli studenti che non hanno possibilità economiche di accedere ai corsi di istruzione universitaria, dicevo, la Costituzione dice che le regioni, a proposito di autonomia, hanno la necessità e l'obbligo di garantire il diritto allo studio nei limiti delle possibilità e delle risorse disponibili. Quindi è davvero curioso che l'assessore all'istruzione neghi o dia parere contrario a un emendamento che non fa altro che mettere dentro il DEFR ciò che è scritto in Costituzione, e cioè che è compito delle regioni la garanzia del diritto allo studio e dunque il finanziamento delle borse di studio. Lo dico perché è un tema su cui ovviamente annunciamo anche già una manovra emendativa in sede di bilancio, e siccome i pareri dell'assessore sono contrari a tutti gli emendamenti che indicano una scelta politica di garanzia del pagamento delle borse di studio, ma in generale di allargamento del diritto alle borse di studio, la residenzialità, il supporto tecnologico, i servizi di ristorazione e alloggio, cioè c'è la scelta politica messa in campo attraverso i pareri contrari agli emendamenti a questa missione e a questo programma, in riferimento alla volontà dell'assessore Donazzan di non investire dal punto di vista politico sul diritto allo studio delle studentesse e degli studenti del Veneto.